Con il senatore veneto Antonio De Poli come questore, il Senato ha risparmiato 429 milioni dal 2012 ad oggi. Non si tratta di tagli, ma di una migliore gestione della macchina di Palazzo Madama. I numeri sono positivi, 429 milioni di euro di risparmi complessivi. Ogni 100 euro spesi dallo Stato, il Senato ne spende 4 centesimi. Questi numeri ci dicono che c'è attenzione da parte delle nostre istituzioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, che rappresenta la giusta sintesi dei due concetti di economicità ed efficienza, ha guidato l'azione del Senato. Le fatture dei fornitori sono state pagate entro 28 giorni, 2 in meno rispetto al limite previsto. Gli investimenti in infrastrutture informatiche hanno fatto risparmiare 26 milioni, di cui 10 negli ultimi 3 anni. Politiche green e intelligenza artificiale generativa intervengono anche a migliorare la gestione degli emendamenti e la rendicontazione delle attività in aula. Non solo risparmi, il Senato è anche sinonimo di efficienza, di investimento sull'innovazione, attento all'ambiente e alle politiche green. Un Senato che appare quindi più moderno e green, con miglioramenti significativi anche sul fronte dell'efficientamento energetico.